Buonasera, benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Allarme di imprese e gestori balneari dopo lo stop del governo Meloni ai ristori regionali per il ciclone Harry e la frana di Niscemi. La giunta Schifani parla di tecnicismi, ma le opposizioni alzano la voce. Botta e risposta sui ristori tra Meloni e Lavardera a colpi di messaggi notturni su WhatsApp. Per la Premier è vergognoso parlare di ritorsioni nei confronti della Sicilia, dove ha stravinto il no. Il parlamentare regionale replica: con la giunta Schifani non si usi la bambaggia, ma la verga, come ha fatto con i suoi a Roma. Corleone aveva tentato un depistaggio. Il 18enne finito in carcere per aver violentato una ragazzina di 13 anni la notte di Carnevale. Prima l'ha riaccompagnata dalle amiche, poi ha provato a incolpare un altro giovane. Repulisti nel carcere di Siracusa, sequestrati 67 telefonini e droga, 300 gli agenti impegnati. Domenica delle Palme, anche nella nostra regione i fedeli invocano la pace con in mano palme e ramoscelli d'ulivo. Calcio, vittoria e segnali. Un gol di Bruzzaniti regala la vittoria al Catania con il Latina. Primo successo per Viali, perde la Salernitana. I 3 punti servono a blindare il secondo posto. Giornata nera per Siracusa e Trapani, entrambi sconfitti di misura e sempre più invischiati nella lotta salvezza tra rimpianti, poca concretezza e prestazioni deludenti. Bentrovati. Lo stop ai ristori regionali dunque per il ciclone Harry e per la frana di Niscemi da parte del governo mette in allarme imprese e gestori balneari. La giunta Schifani parla di tecnicismi, ma le opposizioni alzano la voce, come ci racconta Luca Ciliberti. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, non le manda a dire sull'impugnativa del Consiglio dei Ministri ai fondi regionali stanziati per l'emergenza maltempo per il ciclone Harry e il caso diventa subito nazionale. Ma come l'Assemblea siciliana dà un segnale importante per famiglie che io ho visitato e incontrato, con cui ho parlato, sono in difficoltà sulla costa orientale, a Niscemi, è una situazione drammatica e addirittura il governo non solo non interviene tempestivamente, non solo Musumeci non si assume le sue responsabilità di spiegarci come mai, ad esempio a Niscemi, non si è intervenuti per tempo e addirittura si permettono di impugnare i fondi stanziati per le famiglie in difficoltà, per le imprese in difficoltà. Questa, ripeto, è una sconcezza morale e politica. I ristori ammontano a quasi 41 milioni di euro. Molti di questi contributi sono già stati erogati, mentre di recente il bando è stato riaperto per erogarne altri. Inevitabile la preoccupazione dei beneficiari che temono adesso di dover restituire le somme già spese di fatto. Tecnicismi. Le norme impugnate riguardano l'esenzione della presentazione del DURC e l'esenzione del pagamento dei canoni di concessione del demanio di competenza regionale. La regione siciliana con una nota spiega che l'impugnativa non riguarda l'impianto complessivo degli interventi ed è già al lavoro per i correttivi con Roma, ma la notizia viene strumentalizzata politicamente nonostante le rassicurazioni dei partiti di governo. Le opposizioni attaccano Schifani e Meloni e parlano di 2 pesi e 2 misure. E sull'impugnativa dei fondi regionali da parte del governo c'è stato un botta e risposta tra il deputato siciliano Ismaele Lavardera e la Premier Giorgia Meloni. Sentiamo cosa si sono detti e cosa è successo con Emanuela Corsi. Stanotte la Premier Meloni evidentemente non ha gradito il mio video e proprio mi ha scritto: questo è un modo vergognoso di fare politica, il cambiamento puntini puntini. Un botta e risposta inaspettato tra Ismaele Lavardera e Giorgia Meloni. Tutto nasce da un video pubblicato su Facebook dal deputato di Controcorrente che aveva criticato l'impugnativa da parte del governo della legge regionale che destinava ristori ai territori dell'isola colpiti dal ciclone Harry, definendola una ritorsione nei confronti di una regione che ha maggiormente votato no al referendum. Attorno a mezzanotte, come racconta lo stesso Lavardera, la Premier Meloni gli invia un messaggio su WhatsApp dove si legge: la ritorsione? Io veramente non ho parole. E ora che faccio quindi? Mi metto a impugnare le leggi di quasi tutte le regioni italiane? Che modo vergognoso di fare politica. Il cambiamento.
Io non accetto lezioni di morale proprio da nessuno, tantomeno da Giorgia Meloni, che dovrebbe guardarsi all'interno del suo stesso governo in Sicilia e utilizzare lo stesso metodo che ha utilizzato su Roma, perché Santanchè sì, Del Mastro sì e la varia Amata e Galbagno in Sicilia no? E questa è una domanda ovviamente che dovrà rispondere soltanto Giorgia Meloni. Il clima resta teso nel centrodestra dopo la vittoria del no al referendum, con le opposizioni che anche in Sicilia chiedono di tornare alle urne. Il referendum è stato un primo segnale di sfratto, un avviso di sfratto mandato a Schifani. Siamo soltanto all'inizio di una disfatta, una Caporetto che è dietro l'angolo. Bloccare anche solo temporaneamente le misure di sostegno per i territori siciliani colpiti dal ciclone Harry è una scelta grave e incomprensibile, lo dichiarano tutti i parlamentari siciliani del Movimento 5 Stelle. Parliamo di comunità in ginocchio che attendono risposte rapide, scrivono ancora. Adesso cambiamo argomento, andiamo alla cronaca, la violenza sessuale nel Corleonese, perché il 18enne finito in carcere aveva provato a depistare gli investigatori. Sconcerta il racconto dell'orrore della ragazzina trascinata durante una festa di carnevale in una strada buia e abusata. Marco Gulla. Mi hanno stuprata, la voce che tremava, il pianto di disperazione. La ragazzina di 13 anni violentata in un paesino nel Corleonese durante una festa di carnevale ha avuto la forza di raccontare tutto alle amiche. Doveva essere una serata di festa, tra i carri e i travestimenti per il carnevale. Ma per la ragazzina tutto è diventato un terribile incubo. Si era allontanata un attimo dalle amiche per cercare il fratello e si è ritrovata in balia di un 17enne che l'ha violentata e picchiata all'interno di un vicolo buio. Poi l'aggressore ha pure provato a depistare, ha preso la vittima sotto braccio e l'ha riaccompagnata verso le amiche. Poi ha provato anche ad incolpare un amico, ma intanto la ragazzina stringeva il pugno chiuso attorno al pollice. È il segnale d'aiuto per chi è rimasto vittima di violenza. Le amiche l'hanno subito soccorsa portandola in ospedale e avvertendo i carabinieri. Ora il giovane, intanto divenuto 18enne, è stato arrestato con accuse pesanti. C'è un video che riprende l'aggressore e la sua vittima mentre vanno verso il vicolo dove si è consumata la violenza. Gli investigatori hanno estratto una sequenza di immagini dalla telecamera di un negozio. L'aggressore indossava una tuta blu da meccanico. I riscontri, ancora più importanti, sono arrivati dai carabinieri del reparto investigazioni scientifiche. Addosso alla vittima sono state trovate tracce biologiche chiaramente riconducibili al giovane finito in manette. Maxi blitz nella notte nel carcere di Siracusa, trovati 67 cellulari e una grande quantità di droga. Emanuela Corsi. Droga e telefonini in cella. L'ennesimo caso arriva dal carcere di Cavadonna a Siracusa, spesso teatro di sequestri e di risse, a volte filmate dagli stessi detenuti con i loro smartphone. Nella notte all'interno della struttura è scattato un maxi blitz che ha visto impegnati circa 300 agenti di polizia penitenziaria assieme alle unità cinofile. I poliziotti hanno setacciato l'intera struttura dove hanno ritrovato una grande quantità di sostanze stupefacenti e 67 cellulari. Questa è la prova provata che il sistema carcere ha bisogno di interventi invasivi come quelli che sono stati fatti questa notte, e la carenza di personale purtroppo non rende possibile queste operazioni. Infatti si sono movimentati unità di polizia penitenziaria da tutta la regione per poter effettuare questa operazione di polizia. Il sindacato denuncia che mancano almeno 1.000 agenti, 100 ispettori e 100 sovrintendenti in strutture sempre più sovraffollate. Il carcere di Cavadonna attualmente ospita 650 detenuti. Senza uomini purtroppo la sicurezza decade, e se decade la sicurezza si possono introdurre telefonini, droga e altri strumenti. Sui fatti la procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. Tra le possibili conseguenze dell'operazione ci sarebbero trasferimenti di detenuti verso altri istituti penitenziari. Catania distrugge casa e minaccia di morte la madre e la sorella. Trentenne arrestato dalla polizia per maltrattamenti e tentata estorsione. Sentiamo Tonino De Mana. Distrugge in casa mobili e suppellettili e tenta di aggredire la madre e la sorella, pretendendo soldi che sarebbero serviti per comprarsi la droga. Un trentenne noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dalla polizia di Catania con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. Girava in casa a Librino con una mazza da baseball e all'ennesima minaccia di morte seguita da atteggiamenti violenti, le due donne sono scappate via in strada rifugiandosi dentro l'auto. Da Viale Castagnola è così partita la richiesta di
intervento con gli agenti delle volanti che hanno subito fatto irruzione nell'abitazione, trovando l'uomo già ristretto ai domiciliari per reati in materia di stupefacenti, comodamente seduto sul divano davanti alla TV e con la mazza da baseball ancora tra le mani. Il trentenne, quasi stupito per l'arrivo della polizia, non ha opposto resistenza ed è stato accompagnato direttamente in carcere. Il corteo dei trolley a Palermo, manifestazione contro l'esodo dei giovani, 100 trolley al Teatro Massimo per dire basta all'emigrazione forzata degli under 35. Siamo stanchi, vogliamo lavorare e studiare nella nostra terra, dicono i manifestanti. Marco Gulla. 100 under 35 con le valigie al seguito, sui loro trolley simbolo del declino demografico della Sicilia e della fuga delle giovani generazioni, dei cartelli con i nomi di 100 città estere. Una manifestazione singolare, quella andata in scena a Palermo davanti al Teatro Massimo. Siamo stanchi di sentire l'emigrazione giovanile dalla Sicilia raccontata come un fenomeno naturale, dicono i giovani costretti ad abbandonare la propria terra per cercare lavoro in altre città. I giovani che ogni anno lasciano la Sicilia, ogni anno migliaia di giovani lasciano la Sicilia, stanno svuotando questa terra. Noi siamo qui non solo per la protesta ma per la proposta. Chi riesce a restare nell'isola guadagna in media 1.549 euro netti al mese a 3 anni dalla laurea, contro i 1.735 del nord-ovest. I giovani che lasciano la Sicilia per cercare condizioni migliori sono spesso i più formati. Tra il 2002 e il 2024 quasi 350.000 giovani laureati under 35 hanno lasciato il mezzogiorno. Fuori io facevo l'ingegnere spaziale per un'azienda spagnola, poi successivamente sono rientrato in Toscana alla Leonardo e poi ho avuto la fortuna di trovare un'azienda qui a Palermo che mi consente di lavorare in smart working. Compresi i miei figli, io ne ho 2 che lavorano su a Milano. E quindi, poiché ho sofferto molto di questo loro allontanamento forzato, perché è forzato, e quindi io mi auguro che per gli altri ragazzi non avvenga più questo. Sono consapevole che non decisamente a Milano, ma sicuramente fuori alla Sicilia o al nord Italia o fuori. Io ho studiato e sto continuando a studiare, ma le prospettive che vedo qui in Sicilia sono veramente minime. Da una protesta all'altra non possiamo scaldarci o comprare le uova di Pasqua ai nostri nipoti. I rincari gettano nello sconforto i pensionati costretti a tante rinunce per cercare di far quadrare i conti. De Mana. Cosa ha comprato? Fave e mandarine. Fave e mandarini, che porta con sé utilizzando un carrellino che si muove sul disastrato marciapiede di Via Verdi a Catania. Questo pensionato è l'immagine simbolo di una categoria in sofferenza. C'è chi non può più riscaldarsi, chi rinuncia a beni di prima necessità e chi non può neanche comprare le uova di Pasqua ai nipotini. I pensionati, un tempo salvagente delle famiglie e salvadanaio per i bambini, scoprono ora l'amara realtà della crisi, resa ancor più insostenibile dall'ultima raffica di rincari energetici e non solo, legati alla guerra in Medio Oriente. Appena è scoppiata la guerrina, già dall'indomani è aumentato la benzina, è aumentato tutto. Per il popolo degli invisibili, così almeno si definiscono, sono davvero tempi duri. È una Pasqua, diciamo così, di fame, in quanto siamo a pochi giorni dalla Pasqua e non ci sono neanche soldi per poter comprare l'uovo di Pasqua ai nostri nipotini. Dobbiamo risparmiare, chiudere. Ci prendiamo il freddo, però si pagano sempre ugualmente le tasse. Qual è l'ultimo lusso che si è concesso? L'ultimo lusso mi sono concesso che i miei figli hanno fatto il compleanno e ci siamo andati a mangiare una pizza. E scende in campo Alleanza Pensionati che chiede di calmierare i prezzi. I pensionati hanno bisogno di altro. Chiediamo subito un intervento che possa essere un paniere sui beni di prima necessità. Poi la proposta. Lanciamo un bellissimo progetto. Negozio amico, un negozio dove sarà fatto uno sconto ai pensionati che vengono ad acquistare. Un piccolo aiuto per cercare di fronteggiare la crisi. Rispetto e riconoscenza per chi ha contribuito al boom economico e al miracolo italiano sarebbero d'obbligo. Ad Agrigento adesso per una raccolta alimentare a sostegno della Mensa della Solidarietà e dei volontari di strada, donati pasta, riso, latte, beni di prima necessità per aiutare le famiglie in difficoltà, come ci racconta Davide Sardo.
Ad Agrigento la solidarietà riempie le mani e scalda i cuori. In piazza Cavour una gara di generosità concreta per chi ha più bisogno. Il Movimento Cristiano Lavoratori, insieme al patronato SIAS e ad altre associazioni benefiche, ha promosso una raccolta alimentare destinata alla mensa della solidarietà e ai volontari di strada. Un'iniziativa che trasforma piccoli gesti in un aiuto reale. Pasta, riso, latte, olio, legumi e beni di prima necessità. Fare stare bene a chi sta male, cioè assistere quelli che sono in difficoltà, Papa Francesco l'avrebbe chiamato gli ultimi, per far sì che la Santa Pasqua sia una Pasqua almeno graziosa per tutti. La risposta dei cittadini non si è fatta attendere. Tanti donatori che hanno riempito i punti di raccolta, segno di una comunità attenta e partecipe. Ci sono tantissime famiglie in difficoltà, ma proprio c'è la fame, parliamoci chiaramente, molte persone che sono senza energia elettrica e che hanno problemi anche a pagare queste bollette pazze che stanno arrivando dell'AICA e quindi magari si ritroveranno un momento all'altro a avere l'acqua staccata. Un messaggio semplice ma potente che richiama le parole di Padre Pino Puglisi: se ognuno fa qualcosa, allora si può fare molto. E con la Domenica delle Palme si apre la Settimana Santa anche in Sicilia, chiese gremite di fedeli con in mano palmi e ramoscelli d'ulivo. La speranza è quella che arrivi anche la pace. Gesù entra a Gerusalemme accolto da una folla festosa, con in mano i ramoscelli d'ulivo. È la Domenica delle Palme. Da San Pietro il monito di Papa Leone, che ripete per ben 7 volte che Gesù è il Re della pace, affidandosi a Maria, attraverso le parole di Don Tonino Bello. Santa Maria, donna del terzo giorno, donaci la certezza che nonostante tutto la morte non avrà più presa su di noi, che le ingiustizie dei popoli hanno i giorni contati. La speranza è che la Pasqua possa portare la pace nel mondo. Intanto, come sempre, per le solennità le chiese sono piene. Adulti, ragazzi, tutti in preghiera. Ho visto stamattina la chiesa gremita e mi sono sorpresa, anzi mi ha fatto tanto piacere, specialmente dai bambini. Sì, è importante venire alla Domenica della Palma, per me Dio è nel cuore. Davanti ad ogni chiesa ci sono le immancabili bancarelle che diventano tappa quasi obbligata prima di partecipare alla messa. Palme o ramoscelli d'ulivo però non devono trasformarsi in amuleti, ma sono segni che ci invitano ad accogliere Gesù nella nostra vita. I segni della nostra tradizione che ci rimandano alla parola di Gesù. Speriamo che vengano osservati e sentiti da tutti come simboli di fraternità. Intanto viviamo la Settimana Santa, dono immenso per la Chiesa, tempo in cui la liturgia diventa esperienza viva del mistero di Cristo. La musica adesso, perché dopo quasi 1000 concerti in giro per il mondo, l'eclettico pianista umbro Maurizio Mastrini presenta a Ragusa in anteprima Capelli, il suo nuovo autoritratto musicale, suonato a piedi scalzi, come ci racconta Veronica Barbarino. Non sono solo note, sono visioni. Il pianoforte nelle mani di Maurizio Mastrini smette di essere uno strumento a tasti per diventare un corpo, da accarezzare, percuotere, interrogare e da suonare a piedi nudi. Ragusa, dopo oltre 980 concerti nel mondo, per la stagione melodica il fenomeno umbro che cammina sul filo sottile tra disciplina e follia creativa e che ha sfidato i canoni suonando spartiti al contrario, presenta in anteprima il suo nuovo viaggio discografico Capelli, ispirato proprio alla sua lunga chioma, corazza per nascondere la timidezza. Il mio diario quotidiano è il pentagramma, mi piace sorprendermi, dunque è una mia necessità lo sperimentare, non lo faccio per vezzo o per mostrarlo agli altri. Da oltre
oltre 30 anni la stagione melodica diffonde la musica attraverso un'offerta culturale variegata. La nostra mission è più sulla musica classica. Vogliamo anche offrire al nostro pubblico delle proposte un po' più originali e un po' diverse, proprio per diffondere la cultura musicale in generale. Adesso una pausa, tra poco una ricca pagina dedicata al calcio. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio. Il Catania batte il Latina con un gol di Bruzzaniti. Viali si regala così la prima vittoria sulla panchina etnea. Marco Carli. Vittorie e segnali, anche se ancora c'è da migliorare. Il secondo gol in 2 partite di Bruzzaniti, che con Viali sembra aver ritrovato la sua dimensione, regala, complice una deviazione, il successo al Catania, battuto il Latina. Un segnale arriva da Potenza, dove la Salernitana perde malamente. Poi c'è la prestazione. Buon approccio del Catania, ma primo tempo che poi diventa simile a quello visto col Casarano. Porro manda il pallone di poco fuori e subito dopo Dini deve salvare il risultato sul colpo di testa di Parigi. Al primo episodio magari complicato, sono cominciate troppe mischie, troppi calci piazzati, si è abbassato il ritmo della gara e noi dobbiamo essere bravi a cambiare questa inerzia, invece abbiamo accettato questo tipo di partita, quindi ritmo basso, molte mischie, partita sporca che chiaramente va più a vantaggio del Latina. Poi nella ripresa Viali si gioca la carta Caturano, tenuto in panchina nel primo tempo e unico attaccante di ruolo in questo momento disponibile. La scelta di Caturano proprio per quello che poi è successo nella ripresa, nel senso che se avessimo sporcato in questo modo il primo tempo, in panchina io non avevo possibilità di cambiare l'inerzia della gara con un altro attaccante che in questo momento non ho. Quindi ho voluto giocarmi la possibilità, le partite si possono vincere all'inizio, ma si possono vincere alla fine. E la partita della ripresa è un'altra, quella che voleva il Catania. A parte il gol di Bruzzaniti si gioca costantemente nella metà campo dei laziali. C'è però il rischio finale con Silla che non riesce a deviare in porta un cross di Fasan. Finisce così con 3 punti pesanti sulla strada che porta ai playoff. Siracusa battuto da un cinico Altamura. Per la squadra di Turati la salvezza dunque adesso appare un'impresa davvero disperata, come ci racconta Marco Petrolito. Sconfitta amarissima per il Siracusa, battuto 1-0 in casa dell'Altamura al termine di una gara dominata nel gioco ma senza concretezza e con tanta sfortuna in attacco. Partono forte gli azzurri, al settimo grande occasione per Di Paolo sul cross in mezzo di Valente, ma la difesa pugliese salva. Il Siracusa mantiene il controllo del gioco e al 32esimo Valente, sugli sviluppi di un corner calciato da Di Paolo, anticipa tutti mandando alto da pochi passi. Al 38esimo chance clamorosa ancora per Di Paolo che viene lanciato a rete da Candiano ma non riesce a concludere allargandosi troppo al momento del tiro. E al 40esimo, alla prima vera occasione, a passare cinicamente è l'Altamura. Millico controlla, entra in area dopo essersi allargato e con uno splendido tocco sotto scavalca Farroni per l'1-0. Nella ripresa è assedio Siracusa, l'occasione più ghiotta al 62esimo c'è la Valente, ma colpisce una clamorosa traversa calciando forte con il sinistro. Al 79esimo ci prova Riccardi da posizione defilata, trovando la deviazione decisiva di Alastra. Nel finale poi è forcing totale, con tanti capovolgimenti di fronte ed occasioni dell'una e dell'altra parte. Al 94esimo sbaffo è vicino a quello che sarebbe stato un meritato pari, ma la grande risposta del portiere dei pugliesi mantiene il risultato invariato. Finisce così 1-0, tanti rimpianti per il Siracusa, punito oltre i propri demeriti e con una classifica che adesso, a sole 4 giornate dal termine della stagione, diventa davvero difficilissima da scalare. Giornata nera anche per il Trapani che perde 1-0 lo scontro salvezza con il Foggia che si porta ad un solo punto dai Granata. Martedì la decisione del Tribunale federale sul destino del Trapani in campionato. Sentiamo Cammarasana. Ben poca cosa il Trapani in una partita che rappresentava una sorta di spareggio col Foggia nella speranza di distanziare ulteriormente in classifica la squadra pugliese. Invece allo Zaccheria è andato in scena un Trapani concludente, quasi sempre in balia di un Foggia più determinato che ha tenuto quasi sempre in mano il pallino del gioco. Trapani in ritardo sulle seconde palle e incapaci di costruire gioco a centrocampo e qualche azione offensiva. Il Foggia non ha costruito granché, una conclusione di D'Amico al 20esimo respinta da Galeotti e al 44esimo un'altra conclusione alta di testa dello stesso D'Amico. Trapani in pratica non pervenuto e così al primo del secondo tempo è andato sotto su una conclusione di Staver sugli sviluppi di un calcio piazzato.
Nessuna concreta reazione da parte dei Granata, che si rendono pericolosi soltanto al 92esimo su un sinistro di Matos terminato alto. Festeggia il Foggia, che torna al successo dopo 11 partite e si porta a un solo punto dal Trapani, il cui destino verrà deciso martedì, quando arriverà la prossima sentenza del Tribunale federale. Ancora una breve pausa, a tra poco. Ritorniamo in studio, ancora una notizia prima di chiudere, perché in Sicilia, dopo una breve pausa domenicale con qualche schiarita, il tempo tornerà rapidamente a peggiorare con nubi e prime piogge già da inizio settimana. Per questa edizione di TG Sicilia dunque è tutto, io vi lascio con barzellette e a seguire con la telenovela Esmeralda. Grazie per essere stati con noi, una buona serata su Antenna Sicilia.